tutto pronto per il secondo tempo della gara. Tonara Torres, dopo il 2-1, padroni di casa dopo i primi 45 minuti. Squadra in campo per questo secondo tempo, tutto da vivere. È stata comunque una gara vibrante, tanto fischio che è arrivato in questo momento puntuale dell'arbitro Caggiari. 3 gol nella prima mezz'ora con 2 rigori, uno per parte, poi il nuovo vantaggio del Tonara su un calcio di punizione deviato dalla barriera. Intanto seguiamo la Torres in avanti con la palla per Fideli dalla destra, subito il cross in area, c'è Chelo, anticipato di un soffio al momento della conclusione. Ancora Torres però che può alimentare l'azione con Fideli sulla destra, combatte sulla linea dell'auto proprio di destra e la Torres deve avere la meglio, ottenere questa rimessa. Va Casu, cercare Fideli in area, restituisce il pallone Fideli, Casu e poi cross messo fuori, però e c'è il tentativo di conclusione di Mannoni che diventa quasi un assist, però è in fuorigioco. Chelo, palla svirgolata e dunque si riparte con la Torres che deve rimediare al gol di svantaggio. Abbiamo detto una punizione di San deviata dalla barriera. Tanto ci sono anche i fumogeni dei padroni di casa che arrivano in tribuna. Rimessa laterale in favore del Tonara, pallone di testa colpito da Casu, ancora il Tonara però con Littarru, c'è ancora Casu che ottiene rimessa laterale. Casu a cercare Chelo, però pallone intercettato, può partire Calaresu che apre sulla destra per Littarru, si libera di 2 avversari. Littarru poi mette fuori Minutolo, può ripartire la Torres con Diouf che avanza, palla al piede. Diouf può servire sulla sinistra, lo fa adesso Chelo per Spano, al centro per Mannoni, lancio dall'altra parte. Ora siamo a destra con Fideli, di fronte a un avversario. Fideli preferisce lasciare a Scioni che serve Casu, il cross in area di Casu, di testa non ci arriva Chelo, palla messa fuori, va Piga, ancora a conquistare palla, la conclusione di Piga non distante, il palo alla sinistra di Forzati. Subito Torres in avanti al terzo minuto, conclusione di Piga. Naturalmente si prende tutto il tempo Forzati per il rinvio. Perfetto in questo momento, va a saltare Scioni, colpisce in testa Scioni, poi in mani va ancora Scioni, poi la palla per Mannoni che apre tutto per Diouf viene anticipato. Diouf al momento della conclusione, poi la verità non abbiamo visto bene che cosa sia successo perché sono alzati davanti a noi. Palla che è terminata sul fondo, Forzati al rinvio, occasione qua per la Torres perché Diouf aveva campo, è stato servito sulla sinistra, è stato il numero 2 Fois può ripartire con il rinvio di Forzati. C'è il colpo di testa di Spano e poi quello di Minutolo, servire Piga che per un attimo riesce a servire Diouf, poi va Spano in contrasto
di becco tra Littarro e Spano, ma Spano andava a prendere il pallone. Deve intervenire il direttore di gara che fa avvicinare entrambi i giocatori. Nulla di grave, semplicemente un po' fraintesi. Rimessa a favore del Tonara. Ovviamente c'è una battaglia in campo, un Calareso che aizza i suoi tifosi. Tanto calcio di punizione in favore del Tonara. Va a battere proprio Littarro. Palla dentro, attenzione, c'è una semirovesciata di Calareso che fa un po' di spettacolo, facendo il gesto con le mani per dire di poco. Palla che è terminata alta tra la traversa della porta di Torre Pinna. Tanto si stanno scaldando diversi giocatori di entrambe le squadre. E allora spostato sulla destra, ha provato a servire Fideli in avanti, palla messa in fallo laterale, arriva Casu per batterla. Casu per Mannoni, Scioni non trova Casu nella triangolazione Mannoni, può ripartire il Tonara, però c'è in anticipo Merenda, mette questo pallone in avanti, in mani anticipa Chelo, può ripartire dunque il Tonara che è in fuorigioco, però Littarro sa la bandierina, il primo assistente Giuseppe Ladu nella sezione di nuovo. Già battuta la punizione, siamo al 7° minuto del corso del secondo tempo, la quale sta perdendo 2-1 nel campo del Tonara. Va Mannoni adesso a rubar palla a Pili, può aprire sulla destra. Casu cercava Fideli, viene anticipato Fideli, la palla per Sanna che cerca la lungolinea e poi Merenda però anticipa ancora Calareso e può mettere all'indietro per Torre Pinna, gli restituisce il pallone. Ancora Merenda per Pinna, si parte dalla difesa, cerca il rinvio lungo, Pinna a saltare Chelo che riesce a colpire di testa, ma dietro di lui non c'è nessuno, quindi può rinviare la difesa del Tonara, però ancora Torres con Piga che cercava Fideli sulla destra, viene però intercettato il suo passaggio. Minutolo poi che frena la manovra del Tonara in avanti, può ripartire la Torres con Mannoni, ancora un lancio, cercare Fideli, lunghissimo il suo pallone, non ci arriva Fideli, palla terminata fuori. Si ripartirà con Birra, secondo campo, 9 minuto. Sistema la sfera Forzati e la Torres che sta facendo la partita anche in questi primi minuti del secondo tempo, cercare il varco giusto, la formazione rosso-blu. È arrivata Tonara con un po' di problemi di formazione, ma sta comunque facendo una buona gara. Qua c'è un retropassaggio un po' pericoloso della Torres, ora il disimpegno è perfezionato da Mannoni, può ripartire la formazione rossoblu con Piga al centro per Chelo, Chelo scarica su Mannoni, Mannoni che apre sulla destra per Casu, a Casu a servire Fideli su cross in area, sotterra per Chelo, viene messo fuori area però ancora Fideli che va giù. Ancora un anticipo però della difesa della Torres con Minutolo che stava cercando di portarsi in avanti, ora scoperta la Torres, attenzione, va giù e viene espulso Scioni, per questo fallo, però ultimo uomo.
cross diretto per Scioni perché la Torres era scoperta, ha potuto partire velocissimo, vediamo di chi si tratta, Scioni in contrasto, anche se dice di non averlo contrastato fallosamente, è andato giù sulla corsa. E dunque Torres in 10, la situazione si complica al 10° minuto del secondo tempo, espulso Scioni. Per questo fallo da ultimo uomo su Cocco. E ora sì, la situazione si complica perché la Torres è sotto di un gol e sotto di nuovo. Intanto ci sarà un calcio di punizione in favore dei padroni di casa. Strana partita questa, qui la Torres sembra sempre in grado di poter manovrare e gestire, nonostante sicuramente un Tonara fastidioso, arcigno, soprattutto nelle ripartenze. La Torres sta attaccando praticamente da tutta la partita. C'è stata questa azione con la Torres totalmente riversata in avanti e colpito il Tonara, è andato a terra Cocco e Scioni è stato espulso. Intanto seguiamo questo calcio di punizione di Pili al vertice destro dell'area. Pili, palla altissima, termina fuori. Torres in 10, ve lo ricordo, e lo sarà per i prossimi 35 minuti circa. Intanto c'è il cambio proprio nelle file del rosso-blu, facendo sedersi in campo Superchi, fuori Diouf. 12° del secondo tempo, Superchi per Diouf. Nella Torres, nuovo ingresso di squadra in questa fase di mercato, il giovane che arriva dalle giovanili laziali. Superchi va a toccare sul primo pallone di testa, si è posizionato fianco a Chelo, poco dietro. Era probabilmente lui il terminale offensivo, con Chelo forse poco dietro. Vediamo come si sistemerà la formazione di Mister Tortora. Intanto attacca la Torres con Casu, una palla messa in avanti, riesce la Torres a conquistarla, ma dice fallosamente il direttore di gara. Calcio di punizione per il Tonara. Attenzione qui con la difesa che deve stare attenta a Cocco. Fideli ora riceve ma controlla malissimo e dunque nulla da fare per lui. Tonara, però è bravo Spano a rubar palla. Spano sta partendo da solo, viene messo giù, ottiene un calcio di punizione. Bravissimo Spano, si è slacciato dalla difesa, è partito da solo in avanti, ha ottenuto un calcio di punizione preziosissimo. I calci da fermo, un uomo in meno, sono sempre troppo importanti. 14° minuto nel corso del secondo tempo, Torres sotto 2-1 a Tonara. Sistema la sfera Mannoni, una buona posizione questa per lui. Oltre una ventina di metri Mannoni a cercare il tiro a giro, è capace di fare queste cose. Farà la barriera, parte Mannoni. È buona la conclusione, c'è la parata di Forzati in calcio d'angolo. Deve tuffarsi Forzati per salvare la prima porta. Angolo per la Torres dalla sinistra su questo bel calcio di punizione battuto da Mannoni. Tutti in avanti rossoblu. Palla in aria, ancora angolo con Forzati che deve mettere proprio sopra la traversa. Dall'altra parte si batte, va sempre Mannoni.
Va Mannoni alla battuta, tanto l'arbitro che parla con Minutolo. Pronto, Mannoni alla bandierina, palla in aria, attenzione, il pallone rimane lì, poi c'è Namani che prova ad uscire, lo anticipa però Minutolo, ma sta a terra Namani e qua c'è il fallo su Minutolo. Rimasta a terra Namani, forse si è fatto male da solo il centrale del Tonara. C'era fallo di Minutolo, forse crampe addirittura per Namani. Rimasta a terra. Tanto ci sarà comunque un calcio di punizione per la Torres, 16° minuto nel corso del secondo tempo. Sotto di un gol, 2-1 qui alla Sungrazia di Tonara. Rimasta a terra Namani, sofferente, deve essere massaggiato dai sanitari che sono accorsi. Tanto è pronto a battere Mannoni, questo calcio di punizione. C'è tutta la Torres nella metà campo del Tonara, è rimasto soltanto Casu, l'ultimo presidio difensivo. Si rialza ora Namani, viene portato fuori dal campo, si perde molto tempo, è ancora fermo, devono essere i giocatori rossoblu a dire di uscire. Ora si può riprendere. Pronto per la battuta Mannoni. Intanto vediamo, c'è il cambio del Tonara. Forse. Sì, sarà in questo momento il cambio. Forse esce proprio Namani, entra il numero 13. Vediamo. Podie per Namani al 17° del secondo tempo. Ora probabilmente si può battere questo calcio di punizione. Ho perso tantissimo tempo. Vediamo ci sia il recupero. Intanto Mannoni con la battuta, palla in aria, spizza, Minutolo e poi c'è il gol. Vediamo, no, cosa è successo? C'è il fuorigioco di Fideli. La palla non era entrata perché ha colpito l'esterno della rete. C'è stata una mischia in area, si è alzata però la bandierina, nulla da fare per la Torres su questa azione. Si riprenderà con Forzati, 18° minuto nel corso del secondo tempo. Torres 1, Tonara 2. Qui al campo Sungrazia di Tonara. L'invio effettuato in questo momento. Torres, vi ricordo, sta giocando in 10 dall'11° minuto del secondo tempo per l'espulsione diretta di Scioni. Tanto anche qui c'è il fuorigioco di Fideli, qui la palla sì che era entrata, ma si era alzata la bandierina. Gioco fermo. Non si può parlare di gol annullato. Fideli ha colpito ugualmente la sfera. Squadre fortissime ora in mezzo al campo. Sarà il calcio di punizione di Forzati, poco fuori la propria area, palla lunga, va a saltare Minutolo, mette a terra Fideli, poi Chelo, ancora Fideli, va sulla corsia di destra, palla che rimane sulla linea, la perde la Torres, poi però c'è ancora l'anticipo di Minutolo, Iga in avanti, cercare la corsa di Fideli, ma nulla da fare. Palla che termina in fallo laterale, vediamo chi lo deve battere. Ammonito intanto Casu e Cocco, sì, perché c'è stata una disputa su questa rimessa laterale che era della Torres, è andato Cocco a disturbare
Casu, i due si sono un po' attaccati perché Caggiari ha preferito evitare problemi. Ammonito, Casu, ammonito, Cocco. Partita sicuramente con grande agonismo in campo, non cattiva, ma veramente Torres deve recuperare questo gol di svantaggio. Tonara sogna di fare il risultato, c'è ancora tempo. Merenda, Torres, vi ricordo, deve cercare il gol con un uomo in meno. Va Spano dalla sinistra, tiene un corner. Vittorio Spano, questa azione deve cercare di sfruttare il calcio da fermo, la formazione rosso-blu. In area adesso c'è anche un altro giocatore fisico come Superchi, deve uscire forzati su questo corner. Attenzione ora perché la formazione rosso-blu è tutta in avanti, però va bene Chelo a rubar palla, a servire Piga dalla destra che mette dentro questo pallone per un raso terra. Ancora Piga che alza questa volta la sfera, viene però ribattuto nel suo cross, lancio lungo, poi c'è solo Casu dietro e poi Torre Pinna in anticipo e aspetta l'uscita del pallone per giocare con Casu. Rinvio in avanti, palla che termina in fallo laterale in favore del Tonara. Una Torres molto aggressiva sui portatori di palla, deve assolutamente cercare di recuperare questo gol di svantaggio. 22 minuti nel corso della ripresa. Va Casu battere questa rimessa laterale proprio davanti alla panchina dove sta stazionando in piedi mister Torto per dare indicazioni ai suoi. Ancora fallo laterale, avanza di qualche metro la Torres. Casu cercare Fideli, non ci arriva, però c'è Pili dietro e poi Superchi che però commette fallo, dice il direttore di gara. Rimane a terra Pili. I tifosi proseguono a cantare ovviamente. Si rialza Pili, calcio di punizione in favore del Tonara con Forzati. 23 minuti nel corso della ripresa. Tonara 2, Torres 1. Sul rinvio c'è il minuto, lo mette palla a terra Chelo che serve Superchi, gli restituisce il pallone Superchi, va ancora Chelo che però viene anticipato da Forzati, tiene un calcio d'angolo. Formazione rosso-blu in questa azione di Chelo che è andato ad anticipare Forzati, è stato voluto mettere in angolo. Forza Torres, forza ragazzi, Mannoni dalla bandierina, palla in aria, rimane lì la sfera e nessuno la colpisce. Palla all'indietro, c'è Casu in anticipo su Cocco, palla all'indietro per Pinna che può rinviare lungo, sono quasi tutti in fuorigioco tranne Superchi forse che può andare, deve uscire Forzati, poi viene colpito Superchi al volto, va giù, si rialza, giovane attaccante della Torres, rimasta a terra anche Forzati. Questo scontro tra i due, nulla di grave, si rialzano entrambi. Tanto la rimessa viene effettuata, il commesso fuori il pallone, Fideli l'ha restituita a Forzati, dunque può partire ancora il Tonara con Fois sulla destra. Poi se lancia in avanti, c'è la testa di Spano, pallone di termine tra i piedi di Chelo. Chelo all'indietro ancora per Spano che vuole servire Superchi ma viene anticipato, però c'è Piga, palla in avanti, riesce però a trovarsi Fideli con Chelo e sfuma l'occasione per i rossoblù. Deve fare un gran lavoro la difesa della Torres per evitare le ripartenze del Tonara che ovviamente ora ha più spazi perché la Torres si allunga ed è anche un nome in meno. È bravissimo qua Spanu ad anticipare il giocatore del Tonara e poi arriva Piga, però c'è il fallo sull'Itarru. Calcio di punizione a favore del Tonara sull'out di destra.
25 minuti. Corso della ripresa. Attenzione. Littarru. Palla in area, attenzione, c'è il colpo di testa di Minutolo a mettere fuori. Può ripartire Chelo sulla destra. Gli mette fuori il pallone in fallo laterale Pili. Sarà rimessa. Va a caso. Va a caso, però gioco è fermo. Vediamo. Ora il direttore di gara fa accenno che si può riprendere. Anzi no, probabilmente c'è stata un'ammonizione, ma non l'abbiamo visto. Qui si era rivolto il direttore di gara. Ancora non è ripreso il gioco. Probabilmente è stato allontanato il dirigente della Torres dalla panchina rosso-blu. Vediamo dirigersi verso gli spogliatoi. Casu ora può effettuare la rimessa. Piga, attenzione, perde palla ma c'è il fallo. O si scontrano Merenda e Cocco. Si rialza Merenda, è rimasto a terra il giocatore del Tonara. Va Torrepina a sincerarsi delle sue condizioni. Sembra in grado di rialzarsi, lo aiutano a rialzarsi Niga e Torrepina. Ce la fa da solo il giocatore del Tonara. Si lamenta. Il fallo è contro di lui. Si può riprendere con il rinvio lungo di Torrepina in area. Vediamo, c'è il fuorigioco, niente da fare anche in questo caso. Calcio di punizione. Ci avviciniamo alla mezz'ora, corso della ripresa. Va a saltare Piga su Fois che lo ruba palla. Fideli la ruba praticamente Chelo che può partire sulla sinistra. Va Chelo, tiene un calcio d'angolo questa azione. Forza ragazzi, forza Torres, ancora un angolo e ci va naturalmente Mannoni a battere. Salgono il Minutolo, Merenda, il tiro su blu. Palla in aria, deve uscire Forzati, c'è il colpo di testa di Piga con Forzati che era fuori dai pali e poi libera la difesa del Tonara. Deve rincorrere questo pallone Casu perché stanno arrivando due giocatori del Tonara. Ha fatto una corsa da una parte all'altra Casu per evitare il peggio perché era rimasto solo lui a difendere. Sarà una rimessa laterale in favore del Tonara. Tutta calma Fois da questa rimessa. Rimessa effettuata in questo momento. C'è un fallo su Spano. Calcio di punizione in favore della Torres che naturalmente cerca di accelerare il più possibile i tempi. Minuto l'ora, avanza. Due esterni bassi della Torres sono praticamente quasi sempre. Attenzione, palla in aria, c'è il tentativo di Super che è in buona posizione, non riesce a colpire bene il pallone di sinistro. Superchi, peccato, occasionissima questa al 29esimo. La palla è arrivata in qualche modo a Superchi che non è riuscito in girata a colpire bene la sfera. Da ottima posizione, peccato, è stata davvero una buona possibilità per la Torres per raggiungere il pareggio. Vi ricordo, condizione rossoblu sotto 2-1, gol tutti nel primo tempo, ma è
una Torres che sta attaccando praticamente senza soluzione di continuità anche in questa ripresa, e anche in 10 uomini. Sulla sinistra ora va Spanu, viene però, tiene il calcio d'angolo Spanu. Dicevo prima dei segni della Torres, il caso che Spanu stanno stazionando quasi sempre nella metà campo del Tonara. Calcio d'angolo, palla in area, viene messa fuori dal giocatore del Tonara. La rimessa sarà ancora rossoblu. Palla in avanti, attenzione, ancora Superbi che tenta qua la conclusione, ma è debole, facile per Forzati. Forzati al rinvio, a saltare ancora Minutolo di testa, ne ha prese davvero tante, palla termina in fallo laterale qua. Superata la mezz'ora, 31esimo, c'è davvero una battaglia qua per la Torres, si vede da fondo tutte le sue energie. Palla adesso che è gestita dal Tonara. Calaresu con calma all'indietro, va però Chelo a rubarla all'Itarru, può partire Chelo, va giù, non c'è il fallo, dice il direttore di gara. È stato bravissimo Chelo nell'occasione. Ancora per un anticipo di Minutolo con palla per Chelo che tiene il fallo laterale. Accelera Torres, Casu, pallone messo in corner. Questo tentativo di rinvio sballato della Tonara, e dunque ancora un calcio d'angolo. Abbiamo perso il conto, ma sono tanti. Mannoni dalla bandierina, aspetta che arrivino i suoi, palla dentro, attenzione, non ci arriva Piga sul secondo palo, viene anche segnalato un fuorigioco, è rimasta a terra Forzati, portiere del Tonara. Forse si è scontrato con Piga, ha tentato di colpire la sfera che aveva attraversato l'area, sul secondo palo sono andati giù, sia Piga che Forzati. Dopo fermo ora, 33esimo nel corso della ripresa. È una Torres davvero battagliera, quella che però sta soccombendo qui sul campo di Tonara. 2-1. Ricordo, i gol sono arrivati tutti nel primo tempo. Rigore di Piglia al 14esimo, poi ha pareggiato i conti Scioni sempre su rigore al 23esimo, e poi al 29esimo una punizione di Sanna deviato dalla barriera per il 2-1. Nel secondo tempo praticamente ha giocato solo la Torres che però è in 10 dall'11esimo minuto del secondo tempo per il rosso diretto a Scioni, con una ripartenza velocissima del Tonara, con Scioni che è stato tra virgolette costretto al contrasto, magari non era così duro, però l'ultimo uomo, il giocatore del Tonara, rosso diretto. Lancio in avanti di Piga, cercare Fideli, nulla da fare, arriva però Mannoni sul pallone però rimpallato, c'è ancora il Tonara, c'è un calcio di punizione però in favore della Torres, per un fallo su Mannoni, va lui a battere il suo calcio di punizione sulla tre quarti. Ancora tutti i giocatori della Torres in avanti, si difende il Tonara, la palla rimane lì, attenzione, ancora Superchi con palla che termina fuori. Ci sarà il rinvio da fondo campo, si perde tanto tempo ogni volta con i palloni, non ci sono reti di protezione dietro le porte. Va Forzati al rinvio effettuato in questo momento, palla
palla in avanti, va ancora a saltare Minutolo e la prende Minutolo, palla che termina in fallo laterale, va il Tonara però a batterlo, ammonito, vediamo chi, Superchi, ovviamente sì, per aver dato il pallone all'avversario in maniera non congrua, dice il direttore di gara. C'è un cambio fallo qua. Tanto Superchi ammonito. No, non c'è il cambio fallo, ma il direttore di gara ha detto che bisognava ribatterlo perché stava scrivendo sul suo taccuino. Adesso ci sarà la rimessa del Tonara, palla colpita da Casu, attenzione, Mannoni riesce benissimo a mettere in avanti, Superchi, serve Fideli per Chelo che vince il contrasto e può servire sulla sinistra Spano, ma non riesce Spano a tenere in gioco il pallone. Ci sarà rimessa a favore del Tonara, con ancora tutta la Torres però in zona d'attacco. Va Merenda per Mannoni, Minutolo e il Tonara si difende, basta adesso. Casu difende ovviamente questo gol di vantaggio, Minutolo per Iga perde palla, però arriva fortunatamente Mannoni che prova la conclusione, poi la palla che termina tra i piedi di Casu sulla destra. Casu deve effettuare il cross, preferisce lasciare a Mannoni, palla ancora rinviata dalla difesa e arriva Minutolo addirittura a cercare di animare questa azione della Torres, palla poi messa fuori da Forzati, ma c'era ancora una volta la segnalazione di offside per i giocatori rossoblu, comunque gioco fermo. 37esimo, va Littarru, Fois perde palla, Fois ancora Chelo, Spanu, manovra la Torres, ancora Piga, mette all'indietro per Merenda per Spanu, cercava di servire Fideli, che un po' di stanchezza sta affiorando ora, ma deve resistere la Torres e soprattutto deve andare a cercare questo gol, possibilmente altri due, sebbene con un uomo in meno, ma sta giocando la Torres, sta tenendo in mano il pallino della gara, riesce a trovare questo gol. Casu per Chelo, ora tutto spostato a destra, Chelo serve Casu sulla corsa, Casu, colpo di mano qui del giocatore del Tonara, niente, l'arbitro non fischia, poi c'è la deviazione di Casu sul fondo, nulla da fare, rinvio di Forzati. 38esimo. Adesso il direttore di gara sta allontanando una persona che era in teoria doveva essere lì per agevolare la rimessa dal fondo, ma in realtà allontanava i palloni e viene cacciato dall'arbitro. Prepara Forzati, speriamo ci sia anche un buon recupero, intanto siamo al 39esimo. Piga, cercare Fideli, nulla da fare, ma c'è un fallo su di lui e dunque calcio di punizione in favore della Torres. Forza, sfruttiamo le occasioni. Mannoni sul pallone, salgono tutti, come sempre, palla però è troppo corta e viene rinviata dalla difesa. Ancora Mannoni a caccia della sfera, c'è il lancio lunghissimo per Sanna, deve farsi una gran corsa a Casu, riesce ad arrivare prima a servire Tore Pinna. Rinvio di Pinna per Minutolo in mezzo al campo, viene spinto Minutolo, fallo, calcio di punizione a favore della Torres. Già battuto Mannoni sulla destra per Casu, va Casu, alza la testa, palla in aria,
È buono il servizio, c'è Spano sulla sinistra, palla ancora contro cross, c'è il colpo di testa, la parata incredibile di Forzati. Questo colpo di testa e Forzati ha compiuto un miracolo, colpo di testa di Superchi, se non abbiamo visto male, sulla linea ha salvato Forzati, una respinta e poi ha liberato la difesa. Torres vicinissimo al gol qua. Adesso qui attenzione, c'è Cocco tutto solo, deve rientrare Piga però, bravissimo. Infine la palla termina tra i piedi di Torrepinna. Torres che riparte ora in avanti dall'altra parte. Mannoni. Palla in aria. Dall'altra parte ancora Spanu che tocca e poi però colpisce male. Nulla da fare qui. È stravolto Spano, che è davvero corso tantissimo, è davvero stremato, lo vediamo prendere fiato, sta dando un gran da fare la Torres, ma il gol non arriva. 41esimo intanto nel corso del secondo tempo. Il rinvio di Forzati che qualche istante fa ha salvato la propria porta con un intervento. Un colpo di testa ravvicinato di Superchi. Tonara ora che manovra Vittarro, la Spano su di lui e poi Chelo. Dice che c'è fallo il direttore di gara sull'intervento di Chelo. 42esimo. Va Vittarro. La battuta di questo calcio di punizione può rifiatare il Tonara perché la Torres è arrembante in questo secondo tempo. Intanto c'è la deviazione di Chelo, deve evitare il calcio d'angolo Piga, ci riesce ma la palla termina ancora tra i piedi di Littarro, interviene ancora Chelo, il disimpegno difensivo della Torres riesce, arriva anche Mannoni e poi palla dall'altra parte per Casu, cercava il servizio in avanti ma viene intercettato il pallone. Attenzione Calaresu in area, palla messa in angolo, calcio d'angolo per il Tonara. 43esimo. Tutto il secondo tempo la Torres ha fatto in avanti, il gol non è arrivato. Tonara che si è difesa soprattutto, adesso può soffrire di questo calcio d'angolo, va Minutolo di testa su Calaresu, non deve rischiare nulla la formazione rossoblù, c'era anche Piga in area a dare manforte ai suoi. Spanu aiutato da Merenda per allontanarsi dall'area. Tonara intanto si è già posizionato in difesa, qua c'è fallo su Superchi, calcio di punizione in favore della Torres sulla tre quarti, allontana il pallone il giocatore del Tonara, mette giù Mannoni, tutti in aria ancora una volta. Qua Mannoni, palla dentro, niente da fare, palla ancora messa fuori e poi arriva Spano velocissimo per alimentare l'azione, ancora Mannoni mette in avanti, nulla da fare, palla termina tra i piedi di Forzati, ovviamente un arrembaggio più per forza di disperazione, la lucidità naturalmente sta venendo meno in questi minuti finali. Torres che ha giocato quasi tutto il secondo tempo in 10 uomini, che deve rincorrere, fa ancora Minutolo ad anticipare e lo fa bene. Palla per Mannoni, Mannoni sull'auto di destra, all'indietro ancora per Minutolo che sta facendo il centrocampista aggiunto. Arriva anche Merenda, rimane solo Casu lì dietro, il cross in area di Merenda, vanno a saltare in due Superchi e Chelo, arriva poi per concludere Mannoni, ma para per Forzati, tentato subito la conclusione Mannoni ma non era angolato il tiro. Scoccato in questo momento il 45esimo, vediamo quanto sarà il recupero.
Piga, Minutolo. Palla terminata in fallo laterale, va ancora la Torres con Piga che lascia a caso. Non abbiamo visto la segnalazione del recupero. Merenda, ancora una palla lunga, cercare Fideli, sponda di Fideli per Superchi, rimane a terra Fideli, nulla da fare, salva la difesa del Tonara. Un Fois ora può ripartire, va Spano ancora su di lui, è inesauribile Spano, qua commette fallo, dice il direttore di gara, non c'era nulla. Ecco, munizione anche per Spano, è anche un po' esasperato dai fischi del direttore di gara, qua davvero non c'era niente. Ammonito anche Spano. Intanto il tempo scorre, 46 corso del secondo tempo, non c'è stata la segnalazione del recupero. Il nostro cronometro siamo già oltre, ancora a fallo, dice il direttore di gara. Va il Tonara a battere questo calcio di punizione all'auto di destra con Littarru. Siamo davvero alle fasi finali della gara con Tonara in avanti, ora che prova questa conclusione, la prende con una mano Pinna per cercare subito di far ripartire i suoi, lo fa con Merenda per Mannoni. Sale la formazione rosso-blu. Minutolo, 97 minuti al nostro cronometro, palla in aria per Chelo, deve uscire ora Chelo, contrastato da Calaresu, riesce a metterla dentro Chelo, ma va a terra poi Casu, ottiene un calcio d'angolo alla Torres. Una delle ultime azioni di questa gara. Palla in area, esce il Tonara, riesce però ancora la Torres a guadagnare un pallone con Fideli, cross rinviato di Fideli, palla ancora dentro, attenzione, mette alto Superchi, ha potuto controllare di petto, poi l'ha messa sopra la traversa, ha avuto un'ottima occasione Superchi al 48esimo al nostro cronometro. Spera la panchina rosso-blu, sarà una buona occasione per trovare almeno il pareggio. Intanto viene ammonito anche del portiere, forzati per perdita di tempo, un po' tardi forse, la cosa è durata per parecchio, ancora non ripreso il gioco. 49 è il nostro cronometro. Vediamo ci sarà il fischio oppure no, tanto Minutolo di testa, Mannoni in avanti per Chelo, ancora Mannoni prova a lanciare Fideli ma è solo contro 3, ancora Mannoni riesce a mettere giù la sfera e a servire, anzi no, Casu perché viene anticipato, fallo laterale per la Torres. Casu per Superchi, Superchi riesce a mettere una palla dentro e poi ancora un calcio d'angolo. Vediamo se questo sarà l'angolo giusto. Tanto c'è un cambio per il Tonara, sarà effettuato adesso, ovviamente un cambio per perdere tempo. Dovrebbe uscire il numero 6 Sau, se non abbiamo visto male. Che succede? L'arbitro andare a chiamare il giocatore che non esce, no, non è il numero 6 ma è il numero 9, Cocco. Dunque fuori Cocco.
partita al 95esimo. Fuori Cocco, dentro non sappiamo che non si vede il numero, ma dopo lo diremo. Tanto è importante seguire questo angolo su cui siamo tutte le nostre speranze quest'oggi. Mannoni dalla bandierina, palla dentro, esce forzati ma non ci arriva nessuno, e poi c'è la conclusione di Spano. Palla fuori, nulla da fare, è uscito un po' alla disperata Forzati. Gara è finita praticamente, il direttore di gara sta controllando il suo cronometro. Rinvio effettuato, ancora un minuto, lo di testa per Spano. Palla all'indietro, è entrato Merenda intanto a servire Spano. Vediamo se farà finire l'azione. Direttore di gara, palla dentro, ma nulla da fare, ancora la difesa che è libera. Deve andare a rincorrere il pallone in minuto, e poi Piga che proverà a mettere dentro anche quest'ultimo pallone. Vediamo, il pallone arriva lì, ma finisce qui, mentre ancora sono davanti. Tonara vince 2-1 questa gara, valida per la 15ª giornata di eccellenza. I gol nel primo tempo al 13esimo, rigore realizzato da Pili, e poi al 23esimo un altro calcio di rigore, stavolta per la Torres, realizzato da Scioni, e poi al 29esimo è arrivato il gol partita, al 29esimo con punizione di Sanna deviata dalla barriera. 2-1 per il Tonara. Si abbracciano i giocatori in mezzo al campo, è stata una battaglia sicuramente. La Torres ha dovuto combatterla per tutto il secondo tempo in 10 uomini per l'espulsione di Scioni. Vanno a mettersi in cerchio i giocatori della Torres, come di consueto. Fine gara. Ora salutano anche i giocatori del Tonara, i propri tifosi. La Torres in mezzo al campo, sicuramente una delusione come è andata questa gara, perché la formazione rosso-blu sicuramente giocato nel secondo tempo, ha giocato benissimo. Non è arrivato il gol, la Torres ha provato davvero in tutte le maniere. Aveva certamente qualche giocatore in meno quest'oggi, come quello di assenza di Sarrizzo. Intanto è brutto il fatto che i giocatori del Tonara stiano lì a provocare i tifosi rossoblu, non è bello, non lo devono fare, anche perché ovviamente si scaldano gli animi, non è il caso. Bisogna sempre cercare di evitare, soprattutto chi sta in campo. Torres va a salutare i suoi tifosi, oggi arrivati numerosi qui a Tonara. È sicuramente una brutta botta come è andata la partita, l'abbiamo detto. Io vi lascio ai cori finali, nonostante la delusione, la rabbia, i tifosi continuano a sostenere la squadra Torre Pinna, che va a ringraziarli. Primo dei delusi ovviamente, ma tutti delusi i giocatori rossoblu, è deluso il pubblico che è venuto ad assistere quest'oggi, però non si può dire che la Torres non ci abbia provato. E dunque ci sentiremo magari tra poco per le voci dagli spogliatoi, questo finale di gara. Vi ricordo, Tonara
ha vinto 2-1 sul proprio campo di Sunuraze contro il Torres, in una gara che era sicuramente importante per il cammino dei rossoblù, ma era l'ultima del girone di andata, c'è ancora tutto il girone, quello di ritorno, per rimettere le cose in sesto, c'è ancora tanto da giocare e naturalmente poi aspettiamo anche rientri di giocatori che in questo momento non sono al massimo, e ricordiamo anche l'assenza di Spinola, giocatore veramente importante per la formazione rossoblù, che abbiamo visto esordire ma subito costretto ad uscire per un brutto infortunio operato all'occhio, e tornerà sicuramente per la prossima gara anche Sarrizzu, e poi ci sarà sicuramente da lavorare per le prossime. La prima sarà la gara di Monastir, la prima di ritorno sabato 23 dicembre. Noi ci saremo naturalmente per darvi conto anche di quest'ultima gara dell'anno. Direi che per il momento è tutto da Sunuraze, tanto stanno influendo abbastanza agilmente i tifosi, ovviamente stanno festeggiando quelli del Tonara, un po' più silenziosi quelli rossoblù. Vi restituisco la linea e ci sentiamo magari per le voci dagli spogliatoi. Grazie per averci seguito fin qui.